È l'unica cosa certa che abbiamo e che abbiamo girato ai carabinieri perché facciano l'indagine. Esistono queste registrazioni che noi abbiamo girato, come le ho detto, direttamente ai carabinieri, loro le stanno analizzando perché stanno decifrando esattamente chi aveva partecipato. Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri per accertare dinamiche e responsabilità della rissa avvenuta nella notte tra venerdì e sabato. 5 al momento i denunciati, 2 ventenni e 3 diciassettenni, ma i coinvolti sarebbero circa una dozzina. Al vaglio dei militari dell'Arma i filmati delle telecamere di videosorveglianza del parco Parolini di Campo Nogara e della piazza adiacente. Una rissa violentissima avvenuta a colpi di spranghe e coltelli, un diverbio tra due gruppi di ragazzi nato forse da uno sguardo di troppo alla fidanzata di uno di loro in una discoteca di Noale. La lite e l'accordo di trovarsi proprio lì, nel parchetto per bambini a Campo Nogara. Lite che si è immediatamente accesa, scesi dalle auto armati, sono volati calci, pugni e colpi delle armi che avevano portato con loro. Uno dei diciassettenni ha poi preso la Polo bianca, è ancora da appurare se ci fosse lui alla guida nel percorso di circa 30 minuti dalla discoteca al parco, e ha tentato più volte di investire un altro giovane fino a centrarlo, scardinare un cestino di cemento e finire contro il platano che delimita l'area. A chiamare i carabinieri le ragazze presenti, che hanno anche cercato di frapporsi tra i maschi rimanendo ferite. 6 infatti i giovani portati al pronto soccorso di Dolo e dimessi l'indomani dell'accaduto. Di fatto inquietante, parla qualche passante e che non lascia tranquillo nemmeno il primo cittadino. Non fa piacere, no, anche perché voglio dire che un po' Nogara di questa faccenda qua è un paese tranquillo e la gente merita di stare tranquilla. Non vedo poi perché devono venire a Campo Nogara a regolare i conti fra di loro, ma soprattutto, visto che ci sono anche tanti minorenni che hanno partecipato a questa storia qua, anche le famiglie insomma dovrebbero anche preoccuparsi